All'aeroporto Catullo di Verona arrivano gli help desk, punti di informazione per la tutela del viaggiatore messi a disposizione da Adiconsum e Centro Europeo Consumatori. A disposizione dei passeggeri personale qualificato al quale esporre quesiti e dubbi e segnalare di servizi. Quali diritti ha un cittadino quando diventa passeggero di un aereo? E cosa deve fare in caso di cancellazione del volo, di ritardo, di danneggiamento o peggio di smarrimento del bagaglio? La legislazione europea è chiara, ma spesso i viaggiatori non la conoscono. Per questo oggi e domani in molti aeroporti d'Italia, nel Veneto a Verona, sono stati allestiti spazi informativi da parte dell'Adiconsum, l'associazione che difende i diritti dei consumatori. Abbiamo anche redatto una guida all'interno della quale sono citate tutte quante le ipotesi di disagio che il consumatore può vivere, quindi i diritti da far valere, come anche i facsimili delle lettere che deve inoltrare per ottenere tutela. L'80% dei guai subiti dai viaggiatori riguarda il volo, il 20% i bagagli. Non è facile, ma ottenere soddisfazione si può. Ma intanto bisogna armarsi di tantissima pazienza, tenere duro, non mollare, replicare alle lettere standard che molto spesso purtroppo le compagnie aeree mandano, però è possibile risolvere i reclami. Secondo l'Unione Europea nel 2020 i voli saranno il doppio di quelli del 2009. È in atto la rivoluzione del low cost. Gli utenti devono esserne al centro. Avere un ente terzo che ci verifica quello che succede, che ci dà gli suggerimenti in modo di poter rispondere meglio al passeggero, che poi è quello il nostro compito, la nostra mission, ci fa non solo piacere, ma ci dà anche una certa tranquillità.